Manca circa un minuto alla partenza della settima corsa della serata. La conclusiva, il premio 98 anni di storia. È una corsa sui 1660 metri per cavalli anziani di categoria F. È un match sulla carta tra Zampillo OP e Vincenzo Castiglia e Ulrica Meni e Marco Stefani. La velocità iniziale, la carta più alta dell'allieva di Daniele De Muru, che parte fortissimo, proverà ad andare al comando dal 6 per giocarsi le sue chance. Zampillo P è un cavallo che invece sa agire anche di rimessa. Vedremo se Vincenzo Castiglia opterà per fare partenza o meno, oppure andrà direttamente a ritrarsi e poi a cercare la destra della battistrada. Mancano 15 secondi al via, alternative sono Zen Buggins e Roger Waters, poi Urbi e Torbiget. Gli altri tre, Zori, Zanna Bianca Bassa e Simia Spritz, sono sulla carta estremi outsider che ovviamente sperano nelle evenienze in una giornata giusta per provare a cogliere quello che si può raccogliere in una corsa in cui Ulrica Meni è favorita a 2,50, Zampillo P a 2,92 e il controfavorito. Si va in partenza all'1 Zen Buggins, Lorenzo Baldi, 2 Zampillo P, Vincenzo Castiglia, 3 Urbi e Torbi Jet, Roberto Andreghetti, 4 Zori, Battista Congiu, 5 Zanna Bianca Bass, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Ulrica Meni e Marco Stefani, seconda fila 7 Roger Waters, Giuseppe Vitale, 8 Simia Spiritz, Maria Giovanna Mortolanza. Ovviamente su Urbi e Torbi Jet c'è Maurizio Cheli in sostituzione di Roberto Andreghetti. Si ritrae Zori. Problemi per Zampillo P. Si parte con la velocità da parte di Zanna Bianca Bass, che ha subito a destra Ulrica Meni, Numero che 2 ovviamente Zampillo P, va a sfilare al squalificato. comando all'imbocco della curva. Ulrica Meni in vantaggio, l'avversario sulla carta non c'è più. Adesso c'è Zanna Bianca Bassi in seconda posizione a precedere Zen Buggins, Urbi e Torbi e Jet, Roger Waters e Simia Spritz, 14,7 per i primi 200 metri di corsa. Si muove subito all'esterno dalle retrovie Roger Waters, che va a coprire prima Urbi e Torbi Jet, poi Zen Buggins. Si andrà a profilare molto presto ai lati della battistrada quando il primo quarto è passato da Marco Stefani e Ulrica Meni in 29,7. Si va a completare la curva di sinistra con Ulrica Meni in vantaggio e Roger Waters che risale. Zanna Bianca Bass che staziona a seconda alla corda precedendo Zen Buggins e Urbi e Torbi Jet. Passaggio davanti alle tribune con Ulrica Meni che controlla l'avanzata esterna da parte di Roger Waters, il quale ha coperto ora completamente Zanna Bianca Bass. 33 davanti alle tribune, un minuto spaccato la metà gara. Si viaggia ovviamente da 1,15. Ulrica Meni che non vuol farsi venire a destra Roger Waters, Zanna Bianca Bass che è chiusa lungo la corda avanti a Zen Buggins e Urbi e Torbi e Jet all'esterno, 15,2 la curva. Si prosegue su questo ritmo con Ulrica Meni in vantaggio, Roger Waters al largo e Zanna Bianca Bass lungo la corda, gli altri un paio di lunghezze più indietro con Zen Buggins sempre lungo i birilli, la dritta opposta che va via in 14,3 addirittura, allunga Ulrica Meni che l'ha fatta pesare assai a Roger Waters, il quale ha richiesto per restare lì. Zanna Bianca Bass lungo la corda avanti a Zen Buggins, ripiega in coda invece Urbi e Torbi Jet, la curva passata dalla leader in 15,4, viene in retta arrivo in vantaggio, inseguita da Zanna Bianca Bass, ceduto Roger Waters, va di dentro Zen Buggins, Ulrica Meni che nel finale stacca e viene a vincere senza problemi nei confronti di Zanna Bianca Bass e Zen Buggins. 1,59,6, 1,14,3 il ragguaglio cronometrico, tutti i parziali regolari, 30 alla chiusa. Il successo per Ulrica Meni, Marco Stefani, Daniele De Muru, il proprietario e anche l'allenatore con l'aiuto del papà Pietro. Il successo di Ulrica Meni e Marco Stefani, la vittoria per la figlia di Ideale Luis che al totalizzatore paga 2,88. Viene a chiudere la serata dal Savio di Cesena. Da Stefano Zanirato a tutti la più cordiale buonasera.